tempo, dando a voi il professor Luigi Garofalo, seminario di diritto romano a Padova e docente di istituzioni di università. D'altra parte il suo profilo completo è accessibile nello stesso sito dell'Istituto Veneto, dove da domani si potrà rivedere e rigustare la lezione di oggi. Credo che con queste pochissime parole di benvenuto io abbia esaurito il mio compito, ma una certa vanità mi induce a una piccola aggiunta. Le pagine cordiali hanno avuto inizio alcuni anni fa e pagine voleva dire pagine di libri, cioè si pensava soprattutto a delle letture di opere letterarie. Col tempo, con la medesima cordialità, cioè con col medesimo calore che comunica con il pubblico presente e con il vastissimo pubblico virtuale di Internet, le pagine cordiali hanno assunto un altro significato. Pagine vuol dire anche tele, vuol dire pareti affrescate, vuol dire partiture di opere musicali e appunto il nostro programma si è venuto arricchendo e estendendo, come questa sera potremo verificare con la lettura del professor Garofalo, a cui do senz'altro la parola. Grazie. Sono molto grato al professor Manlio Pastore Stocchi, perché essere invitati alle pagine cordiali è sicuramente un segno di stima, e l'ammirazione che io nutro per l'ideatore di questa iniziativa è, insomma, eterna, nel senso che si prolunga nel futuro, ma è cominciata molto tempo fa. Gli sono anche grato perché credo che sia insolito chiamare un giurista che poi concretamente nel quotidiano si occupa di diritto a parlare di pagine qui in senso ampio, che da intendersi anche come tele, e vi anticipo come tele che non esistono più perché si sono perse nel corso del tempo attraverso una serie di eventi dei quali vi parlerò. Ci sono più ragioni che possono però indurre a trattare questo tema proprio da un giurista. La prima è del tutto contingente. Tra queste tele, ma quella che sarà al centro della mia riflessione proprio attiene al diritto, vi è quella che già voi vedete, credo, intitolata di giurisprudenza, la giurisprudenza, intesa proprio come facoltà di giurisprudenza, e poi vedremo perché ha questo nome. Quindi uno che ci insegna nella facoltà di giurisprudenza pensa di poter parlare di una tela che era un'allegoria della facoltà di giurisprudenza. La seconda ragione è, direi che non è affatto contingente, ma è strutturale. Parlare di Klimt significa parlare della Vienna di fine Ottocento e primi Novecento, e cioè di una città che ha vissuto un momento veramente straordinario. Ambiguo, perché vedremo che è un tempo che può essere letto in vario modo, ma certamente prefiguratore di un di Schoenberg, e anche la Vienna di Adolf Hitler, che vedremo che c'entra con l'arte e con l'Accademia di Vienna. È la Vienna di Hugo von Hofmannsthal, è la Vienna degli artisti della secessione come Otto Wagner, Hoffmann, Olbrich e tanti altri, tutti nomi noti, Koloman, Moser, Karl Moll. Se vedete anche degli oggetti d'arte ma che vengono riprodotti in notevole quantità, tanti di essi portano la firma di questi ideatori, architetti, disegnatori di fama imperitura. D'altra parte,
quella Vienna di fine Ottocento, dicevo primo Novecento, è anche una Vienna che è quanto mai interessante perché prefigura un tempo in cui il problema dell'accoglienza e il problema della sicurezza era contemporaneamente sentito. Si parlava tedesco ovviamente, ma anche slavo, francese, italiano, magiaro, l'ungherese ovviamente, e come scrive, vi leggerò qualche passo di Stefan Zweig, ogni abitante veniva educato senza saperlo ad essere internazionale e cosmopolita, un cittadino nel mondo. Sono importanti queste annotazioni di Zweig perché quella temperie culturale non è facilmente descrivibile e quindi uno che l'ha vissuta da ragazzo ce la trasmette in modo superiore a quanto sarei capace di fare io. I famosi caffè viennesi, e dice Zweig, il caffè viennese è un'istituzione di tipo particolare, non paragonabile ad alcuna istituzione analoga al mondo. È davvero una sorta di club democratico, accessibile a chiunque per una semplice tazza di caffè, dove ogni ospite, in cambio di questo piccolo obolo, può starsene seduto per ore a discutere, a scrivere, a giocare a carte, ricevere poste e soprattutto consumare un numero illimitato di giornali e riviste. E l'intellighenzia, e non soltanto una piccole fasce di popolazione, frequenta i caffè, trova la letteratura e la stampa di tutto il mondo e confronta idee che sono sia idee del passato sia idee del futuro. E anche la Vienna, in quel momento in cui pone, come vi dicevo, il problema della sicurezza. Zweig ancora: se tento di trovare una formula comoda e incisiva per l'epoca che precedette la prima guerra mondiale, il periodo in cui io sono cresciuto, spero di essere quanto più pregnante possibile dicendo era l'età dell'oro della sicurezza. Ogni cosa nella nostra monarchia austriaca, quasi millenaria, sembrava essere stata fondata per durare nel tempo, e lo Stato stesso era il garante supremo di questa stabilità. I diritti che concedeva ai propri cittadini erano assicurati dal Parlamento, il rappresentante del popolo liberamente eletto, e ogni dovere era definito con chiarezza. La nostra valuta, la corona austriaca, circolava sotto forma di lucenti monete d'oro, assicurando così la sua immutabilità. Ognuno sapeva quanto possedeva, quanto gli spettava, cosa era permesso e cos'era proibito. Quindi da un lato abbiamo questa rappresentazione di una Vienna dominata dall'imperatore, quel Francesco Giuseppe che era salito al trono nel 1848 e che regnerà per 68 anni fino al 1916. Guardate che il crollo dell'impero è appena del 18-19 e quindi da questo si capisce quanto sia importante questa figura. Ma è anche un imperatore che accanto al tributo che concedeva all'autorità pura aveva un approccio paternalistico anche di una certa apertura verso il futuro, anche artistico, e comunque una sensibilità sicuramente cosmopolita. Ed era in grado anche di comprendere tutti questi fermenti verso il nuovo che ribollivano in quella città. Altri, come Karl Kraus, quello che ha praticamente scritto per intero una rivista che è durata non so quanti anni, ma molti, e che si chiama Die Fackel, e che era una raccolta di tutti pezzi suoi molto caustici, scrittore anche di quei detti e contraddetti, che ha pubblicato ad Adelphi, ed è un libro che vale sicuramente la pena di leggere. E lui si era assunto il ruolo di Cassandra e aveva profetizzato che la Vienna di fine secolo fosse una stazione, queste sono parole sue, sperimentale sulla strada per la fine del genere umano. Lo cito: ciascuno è fermo in attesa, maîtresse d'hôtel, carrozze, tassisti e governi, tutti aspettano la fine. Auguriamoci che l'Apocalisse sia piacevole, vostra maestà.
Questo è Karl Kraus. Quindi persone molto soddisfatte del clima in cui vivono, persone al contrario del tutto insoddisfatte e persone come il critico e drammaturgo Hermann Bahr, il quale scriveva nel 1891 che si accorge della rigida continuità e del tradizionalismo dell'impero asburgico, ma non lo condanna, piuttosto sollecita un'apertura al futuro, soprattutto in campo artistico. Scrive Bahr, che poi vedremo molto importante per Klimt e la secessione ovviamente: attorno a noi sta sbocciando il futuro, ma noi rimaniamo ancorati al passato. Per questo motivo non ci può essere pace, ma solo odio e fratture, inimicizia e violenza. Ciò che desideriamo è la verità. Parola importante questa, su cui torneremo. Dobbiamo ascoltare quell'imperativo che viene dall'esterno e i nostri aneliti interiori. Dobbiamo diventare come il nostro ambiente. Dobbiamo scollarci di dosso la muffa dei secoli passati, lo stesso passato che da tempo sbiadito ci soffoca l'anima con la sua vegetazione putrescente. Dobbiamo essere come il presente, dobbiamo aprire le finestre e lasciare entrare il sole radioso dell'inizio di maggio. Dobbiamo aprire i sensi, ascoltare e percepire avidamente, e con gioia e devozione accoglieremo quella luce che irrompe gloriosa nelle stanze svuotate dell'immondizia del passato. 7 anni più tardi, nel 1898, Klimt e altri secessionisti fanno proprio questo appello di Bahr e accolgono il moderno, proprio in un nuovo edificio che ospita la secessione, e riprendono testualmente Bahr, svuotati dell'immondizia del passato. Quindi, insomma, per tutte queste ragioni credo che si possa parlare oggi di Klimt, di questo fine secolo, inizio nuovo secolo, e della giurisprudenza in particolare. Poi vi dicevo c'è anche una ulteriore terza e definitiva ragione. Siamo nel 2018, cioè 100 anni dopo quell'annus veramente horribilis in cui muore Klimt, era nato nel 1862, muoiono Egon Schiele, che sapete è un altro artista di poco posteriore a Klimt e che riconosceva in Klimt il proprio maestro, ma anche Klimt lo stimava e lo riteneva pari se non superiore a se stesso, soprattutto nel disegno così importante per entrambi. È l'anno in cui muore anche Otto Wagner, quell'Otto Wagner che chi va a Vienna può ammirare ad esempio andando allo Steinhof, una piccolissima collina nei pressi di Vienna, dove Otto Wagner aveva recuperato un intero complesso ospedaliero e costruito lì una chiesa che secondo me è splendida e straordinaria, proprio nello stile della secessione, e ancora ha lo splendore bianco e le forme classiche che noi siamo soliti abbinare a questo periodo e in particolare alla secessione. Per giunta dallo Steinhof è anche un bellissimo libro di Cacciari che tende anch'esso a far luce su quella fine. Naturalmente dal punto di vista filosofico non dimentichiamo alla presenza ad esempio in quegli anni di Wittgenstein, il cui Tractatus è di fondamentale importanza per capire tutto il presente. Wittgenstein padre sarà anche uno dei mecenati di Klimt, quello che gli pagherà la costruzione di un edificio della secessione che il comune di Vienna aveva dato in un affitto. Entità. E quindi insomma sono tutte storie, vite, persone che si intrecciano. Dobbiamo anche ricordare che in quel periodo, e precisamente nel 1857, l'imperatore, appunto desideroso di emanciparsi da un autoritarismo che l'aveva contrassegnato dal 48 e di avviare anche riforme concrete e non soltanto sul piano artistico, aveva decretato nel 1857 che si sarebbero dovute demolire le mura della città, quelle mura che avevano resistito per 2 volte all'assedio dei turchi nel 1529 e nel 1683, ma non erano riusciti affatto a precludere, a impedire
nel 1809 a Napoleone di prendere la città, e quindi erano ritenute ormai inutili. In questo, pensate che erano mura che erano state costruite, l'ho scoperto di recente, nel XIII secolo, con il denaro che era stato pagato per il riscatto di Riccardo Cuor di Leone, che era stato catturato dagli austriaci quando ritornava dalle crociate. E da quel momento si erano costruite queste mura e avevano sempre svolto la loro egregia funzione. Non più nel 1857, quando c'è anche una pressione demografica per cui si deve allargare la città. Bene, in quel momento di quegli anni è la costruzione di una via che tutti voi conoscete, Ringstrasse, il Ring, no? La strada che accerchia Vienna, e c'è un progetto ben importante: si doveva collocare nel Ring una serie di edifici quanto mai rappresentativi, dando a ciascuno lo stile che la fattispecie richiamava. E così tutti avranno in mente questi edifici, se voi ricordate, c'è il municipio e la Votivkirche che è in gotico stretto, c'è il Palazzo del Parlamento che è un classico greco, c'è il Burgtheater che è un po' baroccheggiante, c'è la Wiener Staatsoper che è un po' grossa ma vorrebbe essere di stile rinascimentale, il Kunsthistorisches Museum ancora in stile rinascimentale e anche l'università. Tutto era aggruppato in uno spazio molto, molto ristretto. Bene, sono tutti edifici che infatti noi forse di immediato non collocheremo in questa seconda metà dell'Ottocento, proprio per gli stili differenziati che riflettono, ma invece a quell'epoca risalgono, quindi un fermento anche dal punto di vista urbanistico, costruttivo, architettonico. Bene, l'università viene in rilievo. Nel frattempo ammirate sempre questo quadro, il cui titolo è La giurisprudenza. Siamo nel 1894, Klimt ha 32 anni e il Ministero della Cultura e dell'Istruzione affida proprio a lui e a Franz Matsch, che è di pochissimo più vecchio, un incarico prestigiosissimo e lautamente remunerato, addirittura con una gran parte di denaro data in anticipo. Avrebbero dovuto decorare il soffitto dell'aula magna dell'università, di questo nuovo edificio dell'università, che era nato proprio nel 1894, come vi dicevo, in stile rinascimentale. Il tema, o se volete il principio ispiratore di questo programma iconografico, di cui subito dirò, era chiarissimo. In omaggio al trionfante pensiero illuministico positivistico, la vittoria della luce sulle tenebre. A Matsch era stato commissionato un pannello centrale, più teologia, evidentemente lo ritenevano meno capace di essere troppo innovativo come era Klimt. Klimt invece avrebbe dovuto proporre le allegorie delle tre facoltà più importanti assieme a teologia, e cioè filosofia, medicina e giurisprudenza. In più lui aveva anche il compito di decorare, di proporre dei pennacchi che dovevano arricchire il tutto. Quadri importanti, la cui dimensione era 4,5 metri per 3, quindi non propriamente invisibili. Allora, se da parte del Ministero e d'accordo con l'università si dà incarico a Matsch di programma iconografico, dicevo, così importante, un motivo c'era. Erano anni che Matsch e Klimt nostro lavoravano insieme, stretti in un sodalizio molto molto duraturo nel tempo, anche se erano ancora giovani, e anche che aveva dato luogo a dipinti ritenuti molto importanti. Per giunta del sodalizio faceva parte fino al 1892 anche il fratello di Gustav Klimt, Ernst,
ed erano talmente omogenei nel loro modo di operare che era perfino difficile distinguere l'apporto dell'uno e dell'altro. E quindi, insomma, si erano fatti valere ed erano ancora però pittori, come dire, in linea con un certo stile accademico, pronti a ritrarre la storia e la natura, non andavano oltre a questo. Klimt poi aveva una particolare predilezione per il decoro, per l'ornamento. Non dovete dimenticare che è figlio di un orafo che aveva una certa qualità e che, come quelli che nascevano in queste famiglie artigiane, era andato alla scuola di arte applicata. Vabbè, il nome non me lo ricordo perfettamente, e non all'Accademia, che era invece, insomma, di artistica superiore. Poi qualcuno che tratta di quest'epoca, appunto qui viene fuori la mia unica citazione rispetto a Hitler, dirà che l'unica cosa buona che aveva fatto quell'Accademia era quella di respingere per 2 volte la richiesta di iscrizione che aveva proposto Hitler. C'è anche da chiedersi se non avesse fatto meglio ad accettarla e tenerselo lì come... Ma questo è fin troppo ovvio. E qui, se sono capace... Questo è un quadro che dipinge Klimt. Siccome si doveva distruggere, demolire il vecchio Burgtheater a favore di quello nuovo che voi tutte avete in mente, perché è quello un po' cicciottello che dà sul ring, l'imperatore voleva che prima di tutto si documentasse com'era il vecchio Burgtheater, al quale i viennesi erano affezionatissimi. Lì le nozze di Figaro, di Mozart e altre opere di questo calibro erano state rappresentate per la prima volta. Io spero che si veda abbastanza dettagliatamente, ed è straordinario come Klimt esca a ritrarre almeno, sono stati contati 120 persone con il loro effettivo volto, era tutta la gente bene di Vienna di quel momento che andava a teatro, dipingendo proprio queste persone secondo tratti di totale realismo e anche collocandoli nei palchi e nella platea al posto giusto, e tutti i viennesi di quel tempo erano ritratti, erano molto fieri di essere apparsi in quest'opera. E quindi questo è lo stile iniziale di Klimt, come vi dicevo, storia, realismo, natura, in linea con il passato. Gli viene anche affidato il compito, forse sicuramente di minore importanza, ma da espletarsi all'interno del Kunsthistorisches Museum. Quest'anno, in occasione del centenario, proprio qui alla fine delle Scale hanno costruito una scala provvisoria grazie alla quale si può andare alla fine delle colonne e vedere come tra di esse vi siano delle pitture di Klimt. Sono già oltre il Burgtheater di cui vi ho accennato, ma insomma sono ancora tradizionali. No. Ecco, ad esempio questa è una raffigurazione che compare proprio tra 2 colonne nel luogo che vi ho fatto vedere del Kunsthistorisches Museum, in cui vedete che vi è un accenno, dicono gli esperti, gli storici dell'arte, anche se non si capisce della capigliatura, ai pre-raffaelliti, e qui abbiamo anche però dei motivi che rimandano all'antica Grecia. Bene. Mentre, quindi questo è il primo Klimt, che è molto osannato all'interno della città, ma che non si distingue molto dalla tradizione. Mentre Match, che era tenuto a realizzare, vi dicevo, il dipinto di mezzo e quello che simboleggiava la teologia, procedeva sollecitamente nell'impegno, era il 1894 l'anno dell'affidamento, perché si sarebbe dovuto finire entro il termine del 1898, Klimt invece andava molto a rilento. Klimt
aveva subito, come dire, una serie di crisi personali motivate da fattori diversi. La prima era la morte del fratello giovanissimo con cui andava d'accordo, quello con cui, vi dicevo, lavorava. La seconda era, come dire, una presa di coscienza di temi sul piano culturale. Era un autodidatta, ma era una persona coltissima che recitava Petrarca e Dante, aveva sempre con sé la Divina Commedia di Dante e il Faust di Goethe. E andava anche documentandosi in tutto quel travaglio intellettuale che percorreva, che attraversava la città, entra in contatto con Freud, con la psicanalisi, si rende conto che i mezzi espressivi di cui dispone non sono soddisfacenti, che deve cercarne altri, ma ancora non è chiaro quali questi possano essere. È frenato, dicevo, proprio nel lavorio quotidiano dalla ricerca di questi nuovi mezzi espressivi, dalla rincorsa a uno stile inedito, sganciato dalle regole della pittura accademica che dominavano all'interno della Kunstlerhaus, dell'associazione che raggruppava tutti i pittori del momento. Voleva emanciparsi, uscire da forme e colori della tradizione, e quindi studia molto e cerca di mettere a frutto le suggestioni che promanano dai simbolisti, da quei pre-raffaelliti di cui vi ho prima fatto cenno e dagli impressionisti francesi. E proprio questo suo indugiare lo finisce per staccare Klimt da Match. Match prosegue la sua carriera, intanto finisce i 2 dipinti e non ha problemi nel rispetto del termine, e poi prosegue la sua carriera come ritrattista dell'alta società viennese. Certo non è uno stile assolutamente innovatore, ma insomma era certamente un pittore capace. Arriviamo così al 1897, all'aprile del 1897, quando un gruppo di questi artisti, giovani ancora, sensibili a queste istanze di rinnovamento di matrice europea, pensate anche a quello che succedeva proprio a livello di secessioni a Monaco, dove c'era Kandinsky e quindi il Der Blaue Reiter, dove stava nascendo un gruppo, a Berlino con Liebermann, a Parigi, fine 800, inizio 900, e quindi questo aggancio a questi movimenti innovativi, anche andando nei caffè e leggendo i giornali, per questo prima ne ho fatto cenno, attecchivano in Klimt e in tutta Vienna. Dicevo, un gruppo di giovani artisti sensibili alle istanze di rinnovamento di matrice europea, insofferenti delle costrizioni accademiche, che ormai si era individuato all'interno della Kunstlerhaus, ecco che si unisce in una nuova associazione, la Vereinigung Bildender Künstler Österreichs. Però, e naturalmente pongono a capo di questa Klimt. Però non abbandonano la precedente Kunstlerhaus, quindi è un gruppo che cerca ancora di lavorare all'interno dell'associazione che ricomprendeva questi pittori, e cerca di proporre del nuovo all'interno del vecchio. Però qua siamo nell'aprile del 1897, basta arrivare a maggio dello stesso anno, il 1897 appunto, e Klimt e questi altri esponenti di questi Jungen abbandonano provocatoriamente una riunione della Kunstlerhaus e si staccano definitivamente e formalmente da questa vecchia associazione. La secessione è compiuta, donde anche il nome secessione. E proprio, dicevo, con questo nome verrà identificato di lì in avanti anche il gruppo presieduto da Klimt, e vi dicevo, forse addirittura sono un po' in ritardo nel consacrare la propria autonomia, se si pensa a quel che succedeva a Monaco, dove nel 1892 già si era attuata la secessione degli artisti guidati da Franz von Stuck, con cui imparava a dipingere Kandinsky, che era andato a Monaco, trentenne, nel 1896, se ricordo bene, ma dovrebbe essere correttissima, dopo una laurea in giurisprudenza alla Lomonosov di Mosca, dopo che stava
per concludere il suo dottorato di ricerca e dopo che gli era stato offerto a Dorpat un incarico su una cattedra. La materia non è precisabile in senso assoluto, ma era un qualcosa che stava a metà tra l'economia e il diritto. Si parlava soprattutto del problema del salario. A 30 anni, quando appunto Tartu, nei paesi del nord, gli offre questo incarico, non sappiamo, non credo che fosse una vera e propria cattedra, perché non aveva ancora finito la tesi di dottorato, però appunto mette fine a questa esperienza e decide di andare a Monaco, che in quel momento è considerata la piccola Atene, persona di una cultura straordinaria, ma non di grande qualità nel disegno, tanto che appunto l'accesso a prime scuole, in particolare uno di Anton Azbeh, lo bocciano un paio di volte perché non ha certo il segno felice di Klimt, però aveva una formazione culturale e, insomma, per cui avrà un ruolo di eccellenza, ma soprattutto come teorico dell'arte, anzi del pensiero filosofico nel campo artistico. E riconoscerà sempre l'importanza dello studio del diritto romano nella formazione del suo Abstraktes Denken, così importante nella formazione delle sue concezioni astratte nel campo della pittura. E dicevo, a Berlino, a Dresda, a Berlino ci sono gli artisti guidati da Max Liebermann, quindi non è che Vienna arriva per prima, semmai arriva per ultima, ma arriva con personalità di particolare spicco. L'episodio della secessione non ha una risonanza negativa nell'ambito della società viennese e nemmeno a livello di opinione pubblica, anzi, questo movimento innovatore e rivoluzionario ottiene un consenso diffuso perfino dalle autorità. Perché? Perché nella prospettiva di una politica sopranazionale coltivata anche dall'imperatore, lo spirito cosmopolita che muove il gruppo di dissidenti viene letto come uno strumento di affermazione dell'universalismo dell'impero asburgico. E questo in un'epoca in cui tutti gli stati europei guardano con diffidenza e ostilità l'arte contemporanea. Pensate che proprio nel regno del reazionario, ma sempre meno reazionario e sempre più paternalista, semmai Francesco Giuseppe, il governo imperiale oculatamente appoggia gli orientamenti culturali progressisti, spingendosi al punto di commissionare al gruppo della secessione disegni per alcune serie di francobolli e di carta moneta. D'altra parte, al di là dell'autorità pubblica, al di là della stampa, di una parte della stampa, ad appoggiare il gruppo vi è una notevole parte dell'intelligenza viennese più avanzata, alla quale ad esempio appartiene quel Hermann Bahr, di cui vi ho parlato prima, che si può certo dire che fosse il padre spirituale del movimento, e anche Max Burkhardt, un uomo politico progressista di formazione nicciana, e altro autore assieme a Schopenhauer molto conosciuto da Klimt e che vedremo che attinge dalla riflessione dell'uno e dell'altro. Ed era Burkhardt un direttore illuminato del Burgtheater, del nuovo Burgtheater, fino al 1898. Sempre di più questa intelligenza è formata da famiglie ebraiche. Anche questo è un dato che dovremmo valorizzare. Dicevo, Klimt rappresenta questa secessione, questo gruppo di artisti e al suo capo per molti anni, fino al 1905. Anzi, si può dire che il movimento e l'artista sono nell'immaginario collettivo sinonimi. E così lo Jugendstil diventa lo stile dominante della Belle Époque austriaca, una sorta di forma artistica ufficiale. Quali sono gli obiettivi primi della secessione? L'organizzazione di mostre che ricomprendano anche opere straniere, un apposito spazio e la pubblicazione di una rivista. La circolazione di idee è sentita comunque come il primo obiettivo. Il recupero
di una forma alta di cultura lo è altrettanto. Un posto deputato dove si possano esporre i capolavori, i lavori che arrivano da tutta Europa e si possano comprare. Questo non era una fruizione soltanto contemplativa, doveva essere anche, e non si vergognavano di dirlo, un luogo di affari. Malevoli poi collegheranno l'emersione del movimento delle famiglie ebree proprio al fatto che lì si poteva anche accedere a compere e vendite, ed era un modo, secondo alcuni che si sono dati nell'analisi, trovando però l'opposizione di altri, Scholz ad esempio, per assimilarsi, entrare nella cultura autoctona, perdendo quella patina di ostilità che gli ebrei avevano, perché sempre vicini a un campo degli affari. Erano ancora un campo degli affari, ma un campo degli affari nobilitato dall'arte. Ma insomma, questa è un'opinione. Ovviamente la secessione si dota anche di una rivista. Siamo ancora nel 1897, che è un nome programmatico, Ver Sacrum. Aldo, parla la professoressa Marinetti, e siccome il professor Aldo Prosdoci mi ha studiato il Ver Sacrum, e ha dedicato delle pagine veramente notevoli al punto, certamente sapeva questo, ma ci sentirà adesso che ripetiamo quanto per loro fosse importante, per questi artisti, questa rivista con questo particolare nome. Vi dà anche il senso, però, la chiave della cultura, dico, in un momento di povertà, perché maggiore di questo non potrebbe essere, questi che sono artisti e non sono letterati che abbiano studiato i testi classici per tutta la vita. Perché nominavano così la rivista? Ve lo dico subito, perché lo traiamo dalle righe di apertura. È il sacrificio di primavera, una pratica diffusa nell'antica Roma, e leggiamo nella rivista: quando i nati nella stagione primaverile, considerata sacra, erano cresciuti, la schiera di giovani, anch'essa una primavera santa, si incamminava dalle vecchie dimore verso luoghi sconosciuti per fondare una nuova comunità con le proprie forze, con propri obiettivi. Perché questa rivista si intitola Ver Sacrum è comprensibile dalla sola lettura di queste righe. Mi piace ricordare che per Aldo la stessa nascita di Roma poteva essere il frutto di un Ver Sacrum. Roma forse è nata perché una schiera di giovani ha voluto fondarla, evidentemente ritenendo che questa cerimonia, che questa figura del Ver Sacrum fosse pre-romana e quindi di stampo italico. Naturalmente non posso mancare di dirvi che in questa rivista scrivevano delle persone come lo stesso Bar, Ugo von Hofmannsthal, che scriverà tanti libretti per Richard Strauss, a cominciare da Also sprach der Zarathustra, e poi anche De Rosenkavaliere e così via. Rainer Maria Rilke, oltre ovviamente a contenere disegni e illustrazioni di Klimt. Sono 96 numeri e quindi distribuiti tra il 1898 e il 1900. Qui è la lettera D che compare in questa rivista, e già mi pare che sia di immediata percezione come si recuperi, rivedendola però, la classicità greca. Reminiscenze e proiezioni del mondo classico, la stessa edizione Ver Sacrum, sono presenti nel movimento della secessione, anzi sono addirittura insite nel nome stesso di secessione, che era stato desunto dalla recente esperienza di dissidenza bavarese, ma che comunque era ispirato alla remota secessio plebis in montem sacrum, come loro stessi avevano detto nella rivista, e cioè la secessione della plebe che tutti noi abbiamo studiato, avvenuta in Roma. Vi dicevo, terzo numero di Ver Sacrum, in cui compare un disegno a matita inchiostro di Klimt che raffigura l'iniziale D. Si tratta di un semplice ed elegante ornamento grafico
che rivela influenze classiche, soprattutto della pittura vascolare. I vasi della Grecia li avete visti già presenti in quella piccola pittura per il Kunsthistorisches Museum, ma anche c'è la presenza, si intuisce, dell'arte giapponese che in quel momento aveva una certa incidenza. D'altra parte, proprio in questo stesso numero di Versacrum, noi troviamo due contributi antitetici ma concettualmente complementari, due contributi di Klimt artistici ed ideologici al movimento secessionista e che sono quanto mai istruttivi per il prosieguo del mio discorso. Nuda Veritas e Der Neid, quindi sono disegni entrati nella rivista. Nuda Veritas poi è anche un dipinto, però non so, eccolo qua, sì, lo vedete a destra. Le prime due sono raffigurazioni all'interno di Versacrum. Quindi la spettrale figura dell'invidia, strabica, fisicamente consumata dal peccato e circondata solo da cardi spinosi, allude alla xenofobia e al sospetto dimostrati dalle autorità accademiche viennese dalla Kunstlerhaus verso l'arte non austriaca e non ufficiale. Ma la secessione intende rifuggire dalla invidia e perseguire la nuda veritas, l'autentica conoscenza di sé e del mondo. E quando parlo di autentica conoscenza di sé è chiaro che l'allusione a Freud c'è. Ma la secessione, dicevo, non a caso nel disegno, in un riquadro posto in alto, si leggono questi versi di Schaeffer, questo a sinistra: la verità è un fuoco e affermare la verità significa rifulgere e ardere. Versi che nel quadro del 1899, quello a destra, dal titolo identico Nuda Veritas, saranno sostituiti con un distico di Schiller: se non puoi essere gradito a tutti con la tua condotta e la tua arte, sii gradito a pochi. Esserlo a molti è un male. In più di una delle uscite di Versacrum, Klimt propone disegni in cui dominano figure femminili che evocano creature acquatiche ed esibiscono un'accentuata sensualità. Sembrano oniriche presenze peccaminose emergenti dalle profondità dell'io. E qui c'è tutto Freud e questi incontri in cui si parla della psicanalisi che Klimt ha in quel momento, in quegli ultimi tempi. La donna, d'altra parte, intesa come essere istintivo, sensuale e sessuale, predatrice, era anche l'argomento di un volume del 1903 di Otto Weininger, filosofo e psicologo. Questo volume è Geschlecht und Charakter, sesso e carattere, dove l'uomo appare come l'essere intellettuale e razionale. Allora, come vi dicevo, la secessione si proponeva anche soprattutto di allestire mostre di quadri anche provenienti da tutta Europa, di legare gli artisti. Rodin era uno dei grandi nomi che subito era entrato in contatto con Klimt, e anche in uno spazio apposito. E qui viene addirittura costruito un edificio ad hoc destinato anche proprio a sede del movimento. Glielo mettono anche vicino alla vecchia accademia, quasi per sottolineare lo stacco. E lo progetta l'architetto Josef Maria Olbrich, che è un membro del gruppo, informandosi a un'idea precisa: creare un modello, lo conoscete tutti questo, creare un moderno tempio dell'arte in cui si respirasse, sono parole sulla dignità sacrale di un tempio dell'antichità, ma che rispondesse nel contempo a esigenze culturali moderne. Questo edificio, pensate, viene costruito su un terreno che il comune ha destinato alla secessione, o irrisorio, e la casa della secessione sorge con una sorprendente rapidità nel giro di 8-10 mesi ed è quasi interamente finanziata, vi dicevo prima, da Karl Wittgenstein, il magnate austriaco dell'acciaio che dai partire dai 50 anni si dedica anche alle collezioni
d'arte, che è padre del filosofo Ludwig, e anche di Margaret Wittgenstein, che sarà ritratta nel 1905 da Klimt. Qui pensare che tutte quelle sono foglioline, questa è chiamata il cavolfiore o qualcosa del genere nel gergo austriaco, e ha cioè questa solenne scalinata d'accesso che introduce attraverso un percorso iniziatico rituale in una sorta di santuario dell'arte, e sul fronte dell'edificio in caratteri d'oro si legge Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. A ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà, che è un credo che era stato scelto da Klimt e compagni tra gli enunciati di un critico a loro molto vicino, che è Ludwig, del quale poi dovremo tornare a parlare. Ma finalmente possiamo anche dedicarci più da vicino ai pannelli dell'università. No, ho riposto. Vi ricordate, erano stati attribuiti queste tre allegorie delle tre facoltà importanti, e il primo viene esposto nemmeno finito, è filosofia il primo, nell'ottava mostra della secessione che si tiene in questo edificio di Olbrich, e sta ancora lavorandoci, e siamo nel 1900. È ancora l'edificio di Olbrich. Eccolo qua, questa è filosofia. Il dipinto, dicevo, tradisce completamente le aspettative, no? Vi ricordate che doveva essere la razionalità che sconfigge le tenebre, e viene giudicato sconveniente e offensivo, per cui ben 86 rappresentanti dell'università, tra i quali il rettore, che è il teologo Neumann, presentano al ministro dell'istruzione, che aveva sempre protetto Klimt e continuerà a farlo per un certo tempo, una petizione contro Klimt, una petizione che viene respinta. In filosofia c'è una sfinge, emblema del mistero dell'universo, che scruta pigramente una catena di corpi nudi che fluttua impotente in un fluido viscoso sospeso tra l'abissale e l'astrale, e in cui l'unica scintilla di speranza è affidata a un volto femminile che, emergendo dal profondo, irradia, è sotto il volto, che irradia, dicevo, luce, che è la conoscenza, il Wissen. Dal punto di vista stilistico, Klimt è accusato di presentare, qui è Karl Kraus che parla, idee confuse in forme confuse, però in realtà lui dà forma all'ambiguità cosmica, alla sfiducia nella rassicurante interpretazione positivista del mondo attraverso la dissoluzione dei contorni e lo sfaldarsi della materia pittorica. Incide su di lui molto la lettura di Schopenhauer e di Nietzsche, e non letture rassicuranti di altri filosofi. L'opposizione liberale in seno alla facoltà è cappeggiata dal filosofo Friedrich Jodl, per il quale però, per eludere, perché non lo si accusasse di essere troppo vicino ai cattolici, dice: ma noi non siamo scandalizzati dalla nudità e dalla forte carica erotica sprigionata dai corpi klimtiani. No, noi riteniamo invece che questa sia un'opera proprio brutta. E a questo punto allora c'è una replica a questa dichiarazione, e si fa una conferenza importantissima intitolata Che cos'è il brutto? Di Franz Wyckoff, che era un ordinario di storia dell'arte, il quale ritiene ovviamente che il giudizio estetico sull'arte contemporanea sia inficiata da una prioristica fede nel primato dell'arte classica, che non tiene conto del concetto di Kunstwollen, cioè di un relativismo culturale delle epoche, teorizzato in questi anni da Alois Riegl. E poi dovete pensare anche a tutte le idee sul concetto di opera d'arte universale, quella propugnata anche da Wagner, non Otto Wagner, ma Richard Wagner. E quindi tutta la città
è scossa da questa polemica e tutti ne parlano. Proprio questo bar, qualche anno dopo, pubblicherà un libro in cui raccoglie tutti gli interventi a favore e contro. Evesi, che prima vi dicevo vicino al gruppo, dice: ma no, leggete bene Evesi, ed ecco come lui commenta questo quadro. Fa pensare, la filosofia, a polvere cosmica e atomi oscillanti, a forze elementari che cercano di aggregarsi per acquisire una propria realtà. Si sprigionano sciami di rosse, blu, verdi, arancioni e stelle d'oro pulsanti. Il pittore ha congegnato un'armonia cromatica nelle cui straordinarie sfumature l'occhio si smarrisce sognando. Una nebbia verdognola si addensa in una zona di quest'onda di colore oscillante. Ecco emergere un volto di pietra inespressivo, scuro come quello di una sfinge di basalto egizio. È una chiara allusione all'enigma, l'immagine dell'enigma cosmico. C'è una luminosa corrente di vita che fluisce dall'alto in basso, accanto a questo volto muto e velato. Splendidi bimbi, corpi nel pieno della giovinezza che si abbracciano, che provano desiderio e miseria, fatica, lotta, conflitto, tutta la sofferenza della vita umana che passa inevitabilmente. Il vecchio solitario che sprofonda con la testa tra le mani come un guscio impotente. Klimt doveva raffigurare un'allegoria del ramo più misterioso della conoscenza e ha trovato la più veritiera soluzione pittorica del problema. Comunque, nonostante lo scandalo, la richiesta degli accademici di questi professori di sollevare Klimt dall'incarico viene ignorata dal ministro dell'istruzione, che è quel von Artel, sempre vicino a Klimt. E l'artista dunque può continuare a lavorare alle altre due allegorie, e cioè medicina e giurisprudenza. Anche nel marzo del 1901, alla 10ª esposizione della secessione, viene mostrata in anteprima la medicina. Tutti questi quadri si sono persi. Io vi sto facendo vedere semplicemente delle fotografie in bianco e nero che erano state scattate prima della loro distruzione, e poi vi racconterò perché è successa. L'unica a colori è di questa donna, Igea, che vedete nella parte sottostante del quadro. Anche questa volta alcuni schizzi di medicina erano già apparsi in Versacrum. Pensate che lì addirittura c'era qualcuno che aveva chiesto il sequestro della rivista, ma il tribunale imperiale aveva rifiutato, dicendo che non era tenuto, che non aveva competenze per entrare in un giudizio estetico. E ancora una volta Vienna è straordinaria, perché da un lato appunto c'è chi denuncia per ottenere il sequestro, e dall'altro però c'è un tribunale che, dimostrando una modernità di idee, rifiuta di prendere, non dà nel sì nel no, dice questa non è materia in cui il diritto amministrato dai giudici possa entrare. Qui vedete bene che c'è una visione occulta e alienante che presenta tutti gli stadi della vita, dalla gravidanza alla maturità, dall'allattamento all'estrema vecchiaia, dall'infanzia alla morte, ed è una umanità inconsapevole, avulsa da ogni comunione sociale, su cui in primo piano si erge l'imperturbabile protettrice Igea, che è la figlia di Esculapio. L'eterno fatale susseguirsi di amore e morte, di creazione e dissoluzione che si consuma nella corrente della vita, svalutando il determinismo scientifico, questo tocca e insulta la categoria dei medici. Corpi nudi, tra i quali in modo particolare la donna gravida in alto a destra che ostenta il suo grosso ventre, credo che sia, e la conturbante figura galleggiante a sinistra che protende verso lo spettatore il pube e i seni, sono tacciati di indecenza e di pornografia. Era proibitissimo che si vedesse il pube femminile, specie con peli. Questo era un tabù assoluto, quindi bisogna immaginarsi collocati in quel tempo e non certo adesso, in cui tutte queste immagini mi pare che siano familiari a tutti. L'opposizione dei conservatori cattolici e del sindaco cristiano sociale Lüger, che è anche un antisemita, e anche qui c'è un incrocio interessanti, diventa insostenibile per il ministro.
Però anche ancora una volta evita di revocare la commissione a Klimt, ma non si espone più personalmente. Finirà per costargli il posto di ministro questa polemica a von Hartel. Però nel contempo a Klimt costa la nomina a ordinario all'Accademia di Belle Arti. Era stato proposto come professore e il ministro non gli ratifica la nomina, cosa che per lui è molto grave. E così si arriva al... ecco, no, qua devo tornare indietro perché, ecco, qui è interessante, questo quadro si intitola Pesci Rossi, ma Klimt voleva intitolarlo Ai miei detrattori. E quindi vedete bene questo fondoschiena che rappresenta lo sberleffo e la sua irritazione nei confronti di questa campagna soprattutto voluta da una parte degli accademici e insomma che a lui fa molto male. Poi non gli piaceva questo perbenismo dei moralisti e quindi in Pesci d'Oro, che è un dipinto alto quasi 2 metri, vedete la sua reazione. Arriviamo finalmente, ecco qua, possa ampliare, non riesco, questa è giurisprudenza, no? Lo dicevamo, e siamo 2 anni dopo, nel 1903, se ricordo bene, ecco. Qui c'è una... le letture possono essere molteplici, io stesso ne ho una di questo quadro, però diciamo che spesso si ritiene che qui ci sia questo agghiacciante baratro infernale in cui campeggia un imputato, un uomo nudo, la cui vecchiaia è resa con esasperato realismo, prigioniero di una piovra tentacolare che è tormentato dal crudele verdetto delle furie. Azione latina delle erinni, quindi la vendetta, la sofferenza che queste impongono, ma c'è una piovra di mezzo a questo vecchio. L'aggressività erotica delle erinne, non dimenticate che sono nate dal seme o dal sangue di Urano e virato dal figlio Crono, si dice che allude a una punizione psicologizzata in chiave freudiana nella vecchiaia e nell'impotenza sessuale e nella castrazione. La giustizia, che noi sappiamo ha simboli tradizionali come ad esempio la spada, il libro, la bilancia, e qui non emerge nel modo tradizionale e viene relegata insieme alla verità e alla legge in un mondo superiore, lontano, indifferente alle sorti dell'umanità. Vedete che vi sono 3 figure femminili in alto del quadro. Appunto, una ha proprio il libro con l'ex ed è legge, l'altra è giustizia, l'altra è verità. Sotto, tanto per descrivere il quadro, vi è una prima di uomini, sotto intervallate da una striscia altre teste di uomini e poi questo uomo emaciato, la piovra che tende a prenderlo e queste 3 figure femminili. Poi tenteremo anche noi una interpretazione. Ma prima ancora, perché chiuderò e sto portandovi via un sacco di tempo, chiuderò in un minuto con 2 interpretazioni, quella corrente di Krauss e quella che io tenterei, che è diversa da questa che ho sentito, ma soprattutto vi debbo dire che cosa succede a questo punto. Siamo nel 1905 e Klimt non ne può veramente più di tutta questa campagna che soprattutto mette in luce come il suo committente sia scontento e questa cosa per lui era veramente deplorevole. Allora dice, vi leggo la sua lettera. Vuole dal ministro
chiede al ministro, ma lo impone quasi al ministro, uno scioglimento del rapporto contrattuale. Io ti restituisco gli anticipi che erano veramente considerevoli e tu mi consenti di tenermi i quadri, tutti e 3 i pannelli, non ne voglio più sapere. Io, Gustav Klimt, con oggi verserò il compenso ricevuto di 60.000 corone presso la Credit Bank nelle sue mani, signor Ministro dell'Istruzione. Per un committente che non crede nella mia opera, per un committente che mi lascia oltraggiare, mi rifiuto di lavorare ulteriormente. Il committente è lo Stato austriaco. Lei, signor Ministro dell'Istruzione, è il suo rappresentante. Lei aveva il dovere di respingere gli attacchi vergognosi e ridicoli. Io perciò giuridicamente ritengo di mia proprietà i quadri terminati su cui non cambierò una pennellata e rifiuto la consegna. E per giunta in quel momento gli arriva proprio una lettera del ministro che dice no, giuridicamente lei è tenuto, non se ne parla, semmai cambiamo soltanto la destinazione, non più nel soffitto dell'aula magna, ma in un edificio deputato ad opere d'arte. Però non accetta, anzi dice Klimt che in quel momento è con Berta Zuckerkandler, una che faceva famiglie importanti, anche questo di matrice ebraica, che lo stava intervistando, dice vada via perché mi prendo la pistola e mi difendo da chiunque entri. Era un tipetto energico Klimt. Apre un cassetto, prende una pistola, verifica se è carica. È meglio che ora lei vada, dice Klimt a questa signora. Devo stare da solo per potermi difendere liberamente. Però non va così. Ancora scambio di lettere e poi dice prego di comunicarmi in quale banca posso depositare il denaro con ossequi Klimt. E viene accettata questa definizione, questo scioglimento, però lui non ha i soldi perché erano veramente considerevoli. Allora ricorre a una famiglia, anche questa dell'intelligenza ebraica, e i Lederer, per cui aveva già, adesso non mi ricordo se avesse già ritratto o avrebbe ritratto in futuro la moglie di Lederer, Serena, e ottiene dei soldi e questi si tengono la filosofia. Invece sarà Solomon Moser, se ricordo bene, sì, Solomon Moser, che è uno degli artisti della secessione, che aveva sposato una donna ricchissima, quindi era diventato anche lui facoltoso, che acquisterà momentaneamente gli altri 2 pannelli, e cioè giurisprudenza e medicina. Verso la fine degli anni 10, precisamente nel 1919, uno di questi, giurisprudenza, se lo compera la famiglia Lederer, August e Serena Lederer, mentre l'altro dovrebbe, medicina, essere comprato dalle gallerie Belvedere, quelle che sono tuttora, si chiama così, a Vienna. E vengono anche esposti, ma qui sarebbe un'altra storia, nella storia bellissima di cui vi do soltanto l'esito finale. A un certo punto, Klimt muore ovviamente, come vi dicevo prima, nel 18, passano gli anni, c'è l'Anschluss, no? I nazisti che invadono Vienna e attraverso una storia che ha dell'incredibile, cioè inventandosi un credito fiscale, a mancato pagamento di IRPEF o qualcosa del genere da parte dei Lederer, sequestrano tutta la collezione, ma il credito era supposto per 10, la collezione valeva 10.000, e gliela bloccano per intero. Poi attraverso vicende sulle quali non posso soffermarmi, ma va a finire insomma che questi quadri vengono espropriati alla famiglia Lederer e passano momentaneamente, giuridicamente ci sono dei punti ancora oscuri, alla galleria del Belvedere, ma ci sono, ormai siamo verso la fine della guerra, degli attacchi aerei importanti e quindi queste opere bisogna metterle al riparo. Queste opere sono collocate nel castello di Immendorf, che è tra Vienna e Praga, una 70ina di chilometri.
Nonostante l'8 maggio, nonostante mi pare fosse stato firmato l'ultimo, o la resa nel 7 maggio del 45 e ci fosse stato l'ordine a tutti di deporre le armi l'8 maggio, non di meno l'11 maggio, quando un comando di SS è ancora dentro questo castello e i proprietari raccontano di orge o cose simili che erano successe nei giorni precedenti, le SS avevano sostituito all'ultimo delle guardie che SS non erano. Queste, racconta la proprietà, escono dal castello, ma poi una torna in bicicletta, quindi eravamo l'11 maggio, e appicca il fuoco, e tutte queste opere, ce ne sono 12 importantissime, tra cui queste di Klimt e altre ovviamente, vengono assolutamente distrutte. Tutti voi avete certamente visto al pari mio il film, che io ho visto di recente anzi, sul ritratto di Adele Bloch-Bauer, la donna d'oro o qualcosa del genere, un ritratto d'oro, e questa storia della resistenza dell'Austria a restituire, ma c'era un problema sottile giuridicamente, non era poi insomma, un atto di forza soltanto. Ma ve ne sono tantissime storie come questa che meriterebbero un approfondimento, se ci fossero gli eredi, non lo so, di questa famiglia Raeder in questo momento, perché siamo fuori dell'8 maggio e quindi chiunque appicchi il fuoco non ha nessuna protezione dal diritto di guerra, perché la guerra si era conclusa con la resa incondizionata il 7 e l'obbligo di deporre tutto all'8. Poi c'è un tentativo, adesso sono andato a Vienna a procurarmi i materiali, perché vi sono ancora queste lettere, ce n'è una che non proviene dai vecchi proprietari del castello, ma proviene invece dal direttore delle gallerie del Belvedere, che è più sfumata e dice ma non si sa bene se l'incendio è stato appiccato dall'SS, per quali ragioni sia fatte, ma insomma il tutto probabilmente per non entrare nell'analisi giuridica, perché la questione sarebbe quanto mai discutibile. Appunto, l'azione non è un'azione di difesa né di offesa e non è protetta dal diritto che poteva essere operativo nel momento della guerra. Ultima, e quindi è una questione che io ritengo aperta, se mai ci fosse qualcuno che fosse interessato a riottenerne la proprietà. Certamente l'espropriazione che fanno ai Lederer non si giustifica giuridicamente. Ecco, vi dicevo, ultime osservazioni. Krauss è molto critico verso giurisprudenza. Dice Gustav Klimt, lo cito letteralmente, che già 2 volte ha mascherato il pallore del pensiero sotto colori squillanti, voleva dipingere la giurisprudenza e ha simboleggiato il diritto penale, in puro stile goliardico. Alla sbarra compaiono un delinquente e un essere fiabesco simile a un polpo che si inalbera minaccioso. A suo parere la rappresentazione della giurisprudenza da parte dell'artista è mistificante. Per il signor Klimt il concetto di giurisprudenza si esaurisce in delitto e castigo. Amministrazione della giustizia significa per lui acchiappare un colpevole e torcergli il collo, mentre costringe persone che sono solo ben liete di non aver niente a che fare con i tribunali a guardare l'immagine spaventosa del criminale. Quindi Krauss disapprova infine l'accostamento dei colori nero, rosso e oro, in genere mal visto dalle autorità austriache. Questo lo scrive in Die Fackel del 1903. Più complessa era invece l'analisi di Serves, il quale afferma, anche qui testualmente, la giurisprudenza dimostra tanto una maggiore riconoscibilità e incisività dei singoli personaggi quanto una più energica concentrazione nella composizione d'insieme. Per contro la scelta cromatica tradisce una certa rigidità e freddezza, risultando talvolta astrusa. La parte superiore del corpo delle 3 rinni, nonché la schiena e le spalle del criminale minacciato dal polpo, sono invece stupende. Al contrario, le gambe risultano d'impaccio all'artista, che nelle sue opere ha spesso dimostrato
di non trovarsi a proprio agio con le estremità inferiori del corpo umano, finendo per lasciarle penzolare rigidi e inerti. La spiritualità delle tre figure è davvero di una potenza inusitata. L'espressione tanto concentrata e intensa dei tre volti, soprattutto degli occhi, è uno dei risultati più potenti prodotti dall'arte moderna. Ultima interpretazione altrui, Evesi, e dice: nella parte inferiore del quadro si trova il personaggio principale, un vecchio peccatore emaciato e nudo, al quale si avvinghiano i tentacoli di un possente polpo. Tre furie di funesta bellezza, con serpenti d'oro nei capelli, lo circondano minacciose. Sono avvolte in vesti nere che, simili a inquietanti veli di nebbia, ricadono in arabeschi intorno al gruppo. Nella parte superiore del quadro, rifulgente d'oro, si palesa la giustizia armata di spada, tra la legge, su cui il libro campeggia la parola lex, e la verità, che indossa un mantello purpureo trapunto d'oro. In quel tempo Klimt, figlio di un orafo, aveva fatto visita per 2 volte a Ravenna perché era entrato nei 10 anni in cui l'oro del mosaico lo avrebbe attratto potentemente. Fa da sfondo il muro del Palazzo di Giustizia in pietra squadrata. Il centro, però, una lacuna del muro lascia intravedere i dotti giudici, una galleria di personaggi caratteristici. Il giorno seguente, Evesi, in un'altra recensione, descrive i cambiamenti a cui è andato incontro il dipinto negli ultimi 6 mesi, modifiche fatte e apportate dallo stesso Klimt, e accenna al fatto che il muro di pietra del Palazzo di Giustizia doveva già essere abbozzato in luglio. Ora, e davvero concludo, io avrei un'altra lettura rispetto al tutto, ma insomma, chiaro che qua molto dipende anche come dire, dal vissuto di ognuno, da quel che uno crede che possa essere la giurisprudenza. Io credo che Klimt avesse colto le prime obiezioni mosse dai critici come Krauss, che avevano visto gli schizzi preparatori, in particolare quello che gli imputava di confondere giurisprudenza e giustizia, limitando addirittura la giustizia a quella penale. Forse ve l'ho detto prima, ma è bene che lo ripeta. Noi abbiamo un primo schizzo di giurisprudenza e lì troviamo la giustizia con la donna con la spada, quindi nell'assoluta tradizione. Probabilmente questo stacco è anche dovuto, come pesci rossi, alla sua reazione ai professori che lo avevano attaccato negli ultimi anni. Ecco allora come va letto per me il quadro. Sopra legge, giustizia e verità abbiamo le 3 componenti che nel loro insieme danno vita alla scienza giuridica. Non dobbiamo dimenticare che giurisprudenza e iurisprudenza è la scienza dei prudentes romani, è la scienza giuridica che tale è veramente, e in quel momento lo si percepiva forse molto più di oggi, soprattutto in area tedesca, dove il primo codice civile entra in vigore il 1° gennaio del 1900, e per tutto l'Ottocento a dominare e a individuare, a dire il diritto, non ad applicarlo come giudice, avvocato, eccetera, ma a dire il diritto era stata la scienza giuridica, non in Austria che aveva un codice già da tempo. Però insomma, l'attività dell'appendistica tedesca, tutto il secolo d'oro dei Dichter Juristen in Germania si sentiva, e come a quel tempo a Vienna. Quindi abbiamo le 3 componenti che nel loro insieme danno vita alla scienza giuridica, e lui le propone: la legge, che ne costituisce l'oggetto della scienza giuridica, e il fine, che è la giustizia e la verità. Queste 3 nel loro insieme formano la giurisprudenza, la scienza del diritto. A metà ci sono teste varie di uomini senza corpo, perché di loro, secondo me, rileva solo l'intelletto, non hanno bisogno di altro. Non sono i rappresentativi dei giudici o degli avvocati o altro, ma di coloro che umanamente fanno e studiano la legge in vista del perseguimento delle finalità della giustizia e della verità. Sono i giuristi, i cultori della scienza giuridica, soprattutto quelli che insegnano nella facoltà di giurisprudenza e fanno ricerca, come ancora oggi si fa. Bene.
A metà, intervallati da una fascia scura, voi vedete altri visi. Questi secondo me sono i pratici, i giudici e forse gli avvocati, i quali cercano faticosamente di dare attuazione concreta alla legge e di conseguire nei fatti giustizia e verità. Il peso di questa prima rappresentazione è notevole ed è come se fosse un richiamo alla scienza giuridica, vista certo in modo statico, scollegata dalle vicende concrete del mondo. Poi invece, se andiamo sotto, c'è il singolo che è preso nelle spire più che di un polipo. Ho cercato in tutti i volumi sul simbolismo che provenga dall'antichità, se la piovra possa avere un senso, e non sono riuscito assolutamente a trovarlo. Ma il polpo qui richiama, cioè inserisce nella realtà quello che prima è statico, dà dinamica a quello che è statico sopra, che è astratto sopra. Qui abbiamo un singolo che è preso nelle spire di giudici, avvocati, i quali fanno riferimento ai giuristi, come vi ho detto, ed è un uomo che solo per questo diventa vecchio ed emaciato ed è quasi torturato dal polpo gigante, che qui certo che è in funzione di simbolo negativo. Le tre donne, vabbè che hanno i serpenti nei capelli, ma a me più che le furie vendicatrici sembrano le parche, quelle cioè che tessono il destino dell'uomo, ed è chiaramente un destino infelice, e questo per me è un punto fondamentale, quello di chi è costretto a entrare in un tribunale, che è obbligato a sottostare al verdetto di un giudice, per quanto esca vittorioso del processo. La pena è nel processo. Non dimentichiamo che Vienna è anche il luogo di Praga, Vienna di Kafka. Kafka non l'ha ancora scritto, ma appena qualche anno dopo scriverà il processo, dove si capisce chiaramente che la pena è quella che tu vivi perché vivi il processo, a prescindere dal verdetto. Quasi a dire, dicevo, che la vera pena è il processo, quale che sia il suo esito, in linea con i contenuti del processo di Kafka, con il pensiero che qualche decennio fa anche ha espresso un altro grande nostro giurista, capace anche di un libro che ha raggiunto vette letterarie considerevoli, che è Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Proprio Salvatore Satta è autore di un piccolo libro, ma che è un gioiello per l'Adelphi, e che ha un titolo emblematico, Il mistero del processo. Ed lui là, appunto, a chiare lettere dice: la pena la si sconta perché entri a contatto con la giustizia. E quindi mi sembra che tutto quello che ha detto Karl Kraus non abbia una ragion d'essere, però mi sembrano anche imprecise, o meglio, mi sembra che si possa aggiungere anche a questa interpretazione che restituisce grande nobiltà sul piano astratto alla scienza giuridica, dà un ruolo a tutti i protagonisti del diritto, da chi lo studia a chi lo applica come giudice e avvocato, ma anche il senso della concretezza, e ciascuno di noi che abbia provato in qualunque ruolo a entrare a contatto con giudici, avvocati, tribunali, eccetera, sa quanto possa essere vero che la pena consiste nel sperimentare tutto ciò a prescindere dal risultato. Ho speso un'infinità di tempo, vi chiedo scusa e vi ringrazio.